Buongiorno da Loreo, la Fondazione K ha donato un pulmino attrezzato per anziani e disabili all'Associazione Anziani Loreo ODV. Il mezzo donato dalla Fondazione K di K Adriatica SpA è attrezzato per trasportare persone anziane anche con disabilità. La consegna è venuta al comune di Loreo alla presenza del sindaco Moreno Gasperini, della presidente di Fondazione K Maria Lauretana Buffa, dell'amministratore delegato di K Adriatica Giovanni Toffoli e del presidente dell'Associazione Anziani Loreo ODV Florindo Chiodera. Oggi è una giornata fondamentale, una giornata bellissima, perché questo mezzo qua sarà utilizzato dalle associazioni anziani per portare le persone, come si diceva prima, a tutti i luoghi di bisogno, nel senso soprattutto quello che è il portare gli anziani da soli alle visite all'ospedale, portare gli indigenti a fare qualche altro incontro, ma soprattutto sotto il punto di vista sociale e sanitario io credo che sia fondamentale. L'abbiamo atteso tanto tempo e questo mezzo diventerà e sarà comunque il fulcro, il perno di tante risoluzioni di problemi, perché l'associazione anziani che copre tante famiglie del nostro territorio ha avuto bisogno prima, ne ha adesso, e adesso con questo mezzo andrà a risolvere tanti problemi che prima veramente non sapevamo come. Io credo, ma noi crediamo come Adriatica e quindi come K Adriatica e Fondazione K, che un'azienda che è radicata in un territorio debba, diciamo pure la parola, restituire al territorio quello che il territorio le dà. E noi qui abbiamo avuto tantissima accoglienza da parte delle istituzioni, da parte dei cittadini, da parte di tutte le persone che tutti i giorni lavorano con noi e che abitano comunque nel comune di Loreo o nei comuni limitrofi. E quindi io lo dico e lo continuerò a dire, mi sembra una cosa normale quello che oggi noi stiamo facendo e che dovrebbero fare tutte le aziende in tutti i territori in cui sono radicati. Sì, effettivamente è stato un regalo inaspettato e molto generoso. Noi non pensavamo di ricevere un dono di questo genere, era un mezzo che ci mancava perché avevamo tutti i mezzi, macchine normali, ma non quello per il trasporto di disabili, quindi con la carrozzina, e dovevamo andare in cerca di qualcun altro per poter fare questo servizio. Attualmente siamo coperti, quindi abbiamo ottenuto un risultato ottimo.